Consiglio regionale della Lega per votare, chiedere alla segreteria federale l'espulsione dal partito di Gian Antonio Darè dopo gli insulti a Matteo Salvini. Paura questa mattina a Chiarano nella Marca, 37enne kosovaro ferito a colpi di pistola da 2 uomini che lo aspettavano in scooter, un vero e proprio agguato per un regolamento di conti. L'uomo è vivo per miracolo. Lutto cittadino a Bovolenta per l'addio a Sara Buratin, massacrata, coltellata dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. 1 migliaio le persone al funerale. Darei un abbraccio ai genitori di Filippo Turetta, mi sono immedesimato in loro, hanno la mia comprensione, il loro figlio è un omicida. Sono le parole di Gino Cecchettin, ospite oggi ad un evento a Roma. 40 anni in stato di alterazione, prima insulta, poi aggredisce 4 infermieri del pronto soccorso di Verona, l'uomo bloccato, a fatica, fratture e lesioni per gli operatori, la rabbia dei sanitari. I carabinieri smantellano la piazza dello spaccio di Cortina d'Ampezzo, ai domiciliari un 35enne romano, altri 8 indagati nel sistema che ha portato fiumi di cocaina nelle feste dei VIP. La Coppa Davis conquistata dall'Italia dopo 47 anni grazie a Sinner, la squadra azzurra arriverà a Vicenza il 28 marzo per la serata sul Pantalon. Sabato a Motta di Livenza si rinnova il ricordo dell'apparizione della Madonna, 2 dirette su Antenna 3 dalle 10 alle 18 per raccontarvi gli eventi in paese. Slitta invece a giovedì prossimo, causa maltempo, il processo a Avecia. Eccoci, ben ritrovati, buonasera, questo è il telegiornale del Veneto. Tra pochissimo con il nostro Lucio Zanato, anzi lo vedo già collegato, lo saluto e lo ringrazio. Siamo a Noventa Padovana con le nostre telecamere per il direttivo della Lega. In gioco c'è la possibile espulsione di Gian Antonio Darè dopo le dichiarazioni e le affermazioni nei confronti di Matteo Salvini. Lucio, buonasera. Buonasera Anna, buonasera ai telespettatori di Antena 3. Sì, praticamente noi siamo stati qui a fare, diciamo così, l'agguato a tutti i consiglieri del direttivo qui della Liga riuniti proprio per, diciamo così, per una mozione che poi dovrebbe portare in via Bellerio la richiesta di espulsione di Tony Darè. Allora abbiamo cercato di parlare con tutti, abbiamo visto passare Canova, Bitonci, Paolin, Barbisan, però tutti con bocche rigorosamente cucite, alcuni addirittura ci hanno dribblato, quasi fossimo in un campo di calcio. Detto questo, e invece chi ha parlato con noi è stato proprio Tony Darè, che si è presentato, ha detto io sono stato convocato, quindi mi sono presentato direttamente, però sentiamolo in questa breve battuta in entrata. Tony Darè, resa di conti? Sono stato convocato, sono membro del consiglio direttivo, non sono qua per provocare o per nessuno. Neanche per chiedere scusa? So che sono l'oggetto della discussione. Neanche per chiedere scusa? Grazie. No, possiamo chiedere solo una cosa a livello... Ecco, questo è quello che sostanzialmente ci ha detto. Evidentemente come dire, l'atmosfera è molto calda, in realtà si sta aspettando anche l'arrivo del governatore, quindi diciamo che i livelli dovrebbero essere molto elevati, insomma qui la discussione non è tutt'altro insomma che liscia, mettiamola così, e quindi noi staremo qui a raccontare cosa succede all'interno della Liga. Ricordiamo poi il passaggio del governatore Zaia quando ha detto io preferivo quando si chiamava Lega Nord, ancora meglio quando si chiamava Liga Veneta, e questo racconta delle anime che stanno muovendo all'interno di questo partito che dopo le regionali in Sardegna comunque deve fare un po' i conti a casa propria. Questo almeno alcune voci è quello che ci è arrivato, chiamiamolo così, in maniera indiretta. Noi rimaniamo qua pronti per raccontarvi cosa succede naturalmente nelle prossime edizioni. A te la linea. Ottimo, grazie Lucio. Allora richiedici dunque la linea quando avrai delle novità. Noi apriamo la pagina della cronaca e siamo a Chiarano. Un kosovaro di 37 anni è stato raggiunto da 2 colpi di pistola a sparare malviventi in scooter con il volto coperto. Insomma un vero e proprio agguato. È crollato a terra a pochi passi da casa. 2 colpi di pistola che hanno squarciato il silenzio di questa zona residenziale. Lui ha sentito i spari, però non ha sentito aiuto, ma una signora è scesa e allora noi altri non avevamo gambe, tesoro, e allora non potevamo neanche dargli aiuto. Ho 2 ore artrosi. A che ora era? Quando, più o meno? Che ora era? 7? Alle 7 perché mi era in bagno e lui era su che gli era andato al pan. Sono 7 così.
No. Io ho sentito stio spari. E sto figlio che e dopo si dava aiuto. Aiuto, si è buttato su me righiera là. Sotto shock i due anziani che abitano di fronte al luogo dove è avvenuta la sparatoria. È accaduto alle 7 del mattino. L'uomo, 37 anni di origini kosovare, scende dalle scale della sua abitazione per andare a prendere l'auto parcheggiata lì vicino e recarsi al lavoro in un'azienda di Noventa di Piave. Pochi istanti, la vittima esce dal cancello, percorre una cinquantina di metri, alle sue spalle due malviventi in scooter. Volti travisati da caschi integrali, giubbotti scuri. Uno ha in mano una pistola, piccolo calibro. Passano accanto al 37enne e fanno fuoco. 2 colpi sparati, uno lo raggiunge alla coscia, il proiettile entra ed esce. L'altro, potenzialmente mortale, lo attinge al fianco, raggiungendo l'addome. Sono attimi di terrore. Il kosovaro fugge verso casa e crolla vicino a questo cartello stradale in una pozza di sangue. Un agguato in piena regola. È la tecnica utilizzata dalla criminalità organizzata, ha detto il procuratore della Repubblica di Treviso, Marco Martani. Indagini a 360 gradi da parte del nucleo investigativo dei Carabinieri di Treviso. Sul posto è stato rinvenuto uno dei 2 bossoli, la zona transennata, le prove repertate. Ad accorrere per prima la moglie, che lo ha coperto con un piumino in attesa dei soccorsi. L'uomo è stato elitrasportato in ospedale a Treviso e subito sottoposto ad un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita. Solo lui potrà far luce su questa inquietante vicenda. Fra le ipotesi, quello di un giro di droga, di soldi o un prestito non restituito. Tutto al vaglio degli investigatori, effettuati accertamenti anche nella casa della vittima, da dove i carabinieri sono usciti con un sacchettino con degli indumenti e sulla macchina. La moglie accompagnata a casa e poi in caserma. Il 37enne avrebbe piccoli precedenti con la giustizia. A Mestre, ora in via Aleardi, dove un anziano è stato derubato di un orologio del valore di circa 100.000 euro. Aggredito alle spalle con una tecnica di soffocamento che gli ha fatto perdere i sensi, è derubato di un orologio da quasi 100.000 euro e di un bracciale d'oro. Non è successo in un quartiere degradato nel cuore della notte, è accaduto di mattina in via Leardi. La vittima è un 75enne che rincasava dopo una serie di commissioni. A Mestre è l'episodio più eclatante di una serie di colpi contro gli anziani, con tecniche tipo quella dei finti abbracci, spacciandosi per conoscenti e sfilando orologi e portafogli. Il comitato di quartiere Pertini svolge periodicamente corsi che insegnano agli anziani a difendersi. Fortunatamente da noi atti di violenza per il momento non ce ne sono stati, piuttosto tentativi di entrare nelle case degli anziani con la scusa di vedere fumi che escono fuori oppure per un cambio di caldaia. Riscontriamo una recrudescenza molto forte, diciamo che un 30% in più in poco tempo non è poco. Sicuramente va fatta sì un'opera sociale per portare le persone che vogliono farsi aiutare a tornare sulla retta via, ma va fatta anche, ed è importante, lo dico anche a nome di Fratelli d'Italia, un'opera proprio anche di repressione delle zone più preoccupanti che presentano situazioni totalmente illegali ogni giorno. Francesco Zingarlini è consigliere comunale con Fratelli d'Italia e da presidente della commissione consiliare che si occupa di sicurezza plaude ad iniziative come quella del comitato del quartiere Pertini a favore degli anziani. Anche in un'ottica di una futura amministrazione queste associazioni dovranno, secondo me, avere sempre più valore ed essere anche magari sovvenzionate dal comune. Questo è un aiuto importante che potremo assolutamente dare. L'ultimo saluto a Chiara Burattin, la donna uccisa dal compagno il 27 di febbraio 80, commozione e lutto cittadino. I fiori bianchi e le rose rosa sul feretro, lo striscione appeso sopra la canonica dai cugini, dagli amici, che paragona Sara, uccisa il 27 febbraio, al mare, trasparente in superficie e profondo nell'anima. E ancora fiori sopra i banchetti all'esterno della chiesa, sempre bianco e rosa i colori, e poi il grande cuore realizzato con le ruote dei pattini, altra sua passione. Erano 1 migliaio a dare l'ultimo saluto a Sara Burattin, tutta la comunità di Bovolenta, tanta commozione e la parola amore ripetuta più volte dal parroco di Sant'Agostino, don Lodovico Casaro. Questo amore che noi abbiamo voluto a Sara e che Sara ha voluto a noi, un amore che è riflesso dell'amore di Dio, ci apre all'eternità.
Un solo accenno ad Alberto Pitarello, che si è lanciato nel Bacchiglione con il suo furgone, con le rispettive famiglie presenti insieme al funerale di Sara. Dopo la morte di Sara e Alberto, ci siamo qui radunati in questa chiesa per dare il nostro ultimo saluto a Sara, una mamma, una figlia, una sorella, un'amica. Forse anche noi siamo tristi, siamo sconvolti, siamo impauriti, arrabbiati, delusi. E poi 3 saluti, 3 discorsi, i familiari, le amiche, ex compagne di scuola. E la sindaca Anna Pitarello con la voce rotta dall'emozione. Da quel giorno il nostro pensiero accorato va ad una figlia che rimane orfana e a 2 famiglie ferite nel profondo. Vogliamo credere in una comunità che né condanna né assolve, ma che rispetta un dolore inspiegabile. E ora tutti i pensieri sono rivolti alla figlia di Sara. Tutta bovolenta le sarà vicina, l'aiuterà a crescere protetta e sostenuta come da una grande famiglia. Ed ora parlare a Gino Cecchettin, papà di Giulia Cecchettin, che dice: mi sono immedesimato nei genitori di Filippo Turetta diverse volte perché sono molto razionale, hanno tutta la mia comprensione, darei loro un grande abbraccio, non li posso giudicare, stanno vivendo un dramma più grande del mio. Lo ha detto il papà di Giulia, ospite a Roma dell'iniziativa Obiettivo 5 all'Università La Sapienza, parlando dei genitori di Filippo Turetta. Io, ha continuato l'uomo che ha presentato il libro su Giulia, cercherò di tornare a sorridere, ci sono già riuscito, ho amici e figli fantastici, loro faranno più fatica, saranno sempre i genitori di un omicida, dunque hanno tutta la mia comprensione. Siamo a Verona ora con 4 operatori del pronto soccorso a Borgo Roma di Verona aggrediti da un uomo di 40 anni portato dal suo M118 in stato di agitazione. L'episodio è avvenuto nella notte fra il 5 e il 6 marzo, poco dopo le 2. Il paziente ha subito aggredito verbalmente una dottoressa, poi si è scagliato contro altri 3 operatori intervenuti per aiutarla, 2 infermieri ed un operatore sociosanitario hanno subito una frattura, contusioni multiple. Anche una guardia giurata armata che era in servizio ha riportato qualche lesione. Il paziente poi è stato immobilizzato e sedato. Nel frattempo è intervenuta sul posto anche la polizia, che ha trovato l'uomo ancora in stato di agitazione. È inaccettabile una violenza tanto inaudita. È il commento di Antonio Maccagni, direttore del pronto soccorso di Borgo Roma. Il paziente era appena arrivato e subito si è scagliato contro i sanitari. E poi c'è l'operazione antidroga dei carabinieri, smantellata la piazza di spaccio di Cortina ai domiciliari, un romano di 35 anni e altri 8 indagati nel sistema che ha portato fiumi di cocaina, hashish e marijuana anche ai VIP. Sciate, struscio, cene e feste in quota a base di cocaina, hashish e marijuana. Dal 2021 in poi a rifornire la piazza di Cortina ci aveva pensato un romano di 35 anni accusato di aver organizzato un sistema di spaccio di droga non solo attraverso cessioni dirette ma anche avvalendosi della collaborazione di altre 8 persone alle quali era garantita una percentuale sulle vendite e anche un alloggio dove venivano custoditi gli stupefacenti e dove l'uomo si recava per ritirare l'incasso. Alle calcagna dell'organizzazione si sono messi i carabinieri di Cortina che per mesi hanno seguito gli indagati accertandone pure la pericolosità. È stato infatti appurato che il 35enne non aveva timore di ricorrere a intimidazioni, minacce e aggressioni anche con arma da fuoco per mantenere il controllo della piazza di Cortina, inibendo così ad altri concorrenti di potersi adoperare nella medesima attività. Questa mattina i carabinieri di Cortina, coordinati dalla Procura di Belluno, hanno eseguito a Roma la misura degli arresti domiciliari nei confronti del 35enne. Le altre 8 persone coinvolte nell'organizzazione estranea al contesto di Cortina risultano indagate. Tutti devono rispondere a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di droga, minacce e lesioni. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno sequestrato 400 grammi di cocaina, più di 800 grammi di hashish, marijuana e sostanza da taglio, oltre a 50.000 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio, ma che si ritiene rappresentino solo una minima parte degli introiti dell'organizzazione. Pochi secondi di pubblicità, tra poco.
Ripartiamo dal meteo, buonasera, ben ritrovati. TG del Veneto, la protezione civile alla luce delle ultime previsioni ha emesso un aggiornamento dell'avviso criticità valido fino alla mezzanotte di domani, venerdì 8 marzo. Le condizioni meteo in miglioramento in tutta la regione hanno portato alla conferma dell'allerta arancione, che è fase di preallarme nel bacino Po. Fissero, Tartaro, Canalbianco e Basso d'Adige tra le province di Verona e Rovigo. La criticità idraulica è relativa al fiume Po ed è arancione per tutto il terminale da Cavanella al mare e gialla invece per tutto il tratto superiore. È stato rinviato invece a giovedì prossimo causa pioggia l'atteso processo alla vecchia di metà Quaresima che era in programma questa sera a Ponte Dante. L'evento, così come la diretta di Antena 3, è spostato a giovedì prossimo, 14 marzo. Niente da fare, alla fine la pioggia ha avuto la meglio, ma si tratta solo di attendere una settimana. Il processo alla vecchia di metà Quaresima a Ponte Dante è dunque solamente rinviato. Le previsioni meteo hanno indotto gli organizzatori del gruppo folcloristico trevigiano ad annullare l'evento di questa sera e a rinviarlo a giovedì 14 marzo, quando l'altalena del maltempo che sta accompagnando la Marca e il Veneto da giorni dovrebbe essere ormai alle spalle. E con l'evento anche la diretta di Antena 3 è dunque solamente rinviata. Giovedì prossimo le nostre telecamere saranno puntuali in riva al Sile per trasmettere il divertente processo alla duchessa Marietta Marinaio e alle sue tante promesse non mantenute. Si parli di smog, bollette alle stelle o liste d'attesa in sanità, di cui dovrà rispondere l'omonima del sindaco, anche se la condanna finale è scontata. Saranno i sub del gruppo sommozzatori ad accendere con le fiaccole il rogo del fantoccio sospeso sulle acque del fiume lungo riviera Santa Margherita sotto gli occhi di grandi e piccini. In occasione del 514° anniversario dell'apparizione della Madonna Giovanni Cigana, Antena 3 trasmetterà sabato 9 marzo 2 speciali dirette dalla Basilica della Madonna dei Miracoli di Botta di Livenza. Alle 10 la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo di Genova, Marco Tasca, con la comunità di Ceggia che offrirà l'olio per la lampada votiva della Madonna. Alle 18 sempre in diretta la messa il pellegrinaggio della città di Motta di Livenza e alle 18:30 la messa presieduta dal vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo. E siamo allo sport, è forse il più iconico e prestigioso trofeo del tennis, la Coppa Davis, verrà esposta a Vicenza dal 29 al 31 marzo alla Basilica Palladiana. Potremmo titolare Tennis in Basilica perché il cuore pulsante della città di Vicenza, la Basilica Palladiana, ospiterà la Coppa Davis, il trofeo che sancisce chi è il campione del mondo di tennis e come sappiamo quest'anno è l'Italia, quindi dal 29 marzo al 31 marzo per 3 giorni nella sala degli Zavateri a piano terra gratuitamente tutti gli appassionati di tennis e non solo potranno vedere la Coppa Davis e immortalarsi con un selfie con la Coppa dietro. Il tennis in Basilica Palladiana. Il più iconico e prestigioso dei trofei del tennis viene esposto all'interno di un'opera d'arte architettonica. La Coppa Davis è tornata in Italia dopo 47 anni, conquistata dalla nazionale azzurra. La squadra capitanata da Filippo Volandri, composta da Yannick Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli, ha compiuto un'impresa leggendaria che oggi rilancia anche il movimento tennistico italiano già in crescita da anni. Direi che questo è un po' l'apice, il vertice di un grande percorso fatto dalla Federazione Tennis con un rivolgimento completo di tutta l'organizzazione negli ultimi anni da parte della Federazione Centrale e declinata molto bene nei territori e nelle varie regioni. Do un numero che è molto significativo, io sono diventato presidente parecchi anni fa, c'erano 11.000 tesserati, adesso siamo con 51.400 tessere. Questo la dice lunga su quello che è stata la riorganizzazione completa della federazione e questi sono i risultati. Io mi aspetto da adesso in avanti l'ulteriore boom. La Coppa Davis dunque verrà esposta in Basilica Palladiana a Vicenza in un connubio tra arte e sport, entrambe cultura. L'arte perché la Basilica Palladiana è opera d'arte essa stessa, ma arte perché la mostra Pop Beat sarà grande protagonista e lo sport è portatore di cultura. Sarà anche l'occasione per far sì che gli appassionati di tennis possano visitare la mostra Pop Beat presente in Basilica Palladiana e chi visita la mostra Pop Beat possa vedere la Coppa del Mondo di tennis, la Coppa Davis, e quindi sport e cultura che si trainano insieme.
Siamo in chiusura, vi ricordo che in questo momento il nostro Lucio Zanatto è a Noventa Padovana, dove si è riunito il direttivo regionale della Lega per votare e chiedere alla segreteria federale dell'espulsione o meno di Gian Antonio D'Arè dopo gli insulti a Matteo Salvini. Abbiamo sentito l'intervista raccolta al volo all'entrata dal nostro Lucio Gian Antonio D'Arè. Dunque nelle prossime edizioni dei telegiornali l'aggiornamento sul direttivo. Intanto siamo alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Pressione in diminuzione, si avvicina un'altra perturbazione che porterà maltempo nel weekend. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto intanto la grafica di venerdì 8 marzo ci mostra una situazione ancora pressoché stabile. Sì, il cielo sarà molto nuvoloso con addensamenti e dal pomeriggio e soprattutto verso fine giornata avremo le prime piogge sparse. Le temperature saranno in lieve calo, minime tra 3 e 7 gradi, massime tra 8 e 12 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, il cielo sarà coperto con possibili temporanee schiarite. Nella notte poi tra venerdì e sabato precipitazioni via via più diffuse. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, massime sui 9-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove in cielo si alterneranno sole e nubi basse. Anche in questo caso avremo rovesci dalle ore pomeridiane e serali. Temperature minime sui 5 gradi, massime sui 10. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.